Ciao Ministro, ciao. Cosa hai detto del Refrontolo? Perché non c'è la dichiarazione di stato. Ma non c'è la dichiarazione, perché ci siamo accordati con la protezione civile nazionale, se vuoi un micro evento, di mettere assieme un po' di eventi. Ma non è un errore. Per adesso non c'è, no. Ma non ci sarà mai la dichiarazione. Che sia chiaro, ho detto esattamente questo. Boh. Così il ministro Zaia ha affrontato senza mezze misure il ministro dell'ambiente Galletti sul caso Refrontolo. Una tragedia ancora carica di polemiche su due fronti, quello dei rimborsi ai cittadini colpito dalla piena dell'Ierza e quello sui finanziamenti statali per le opere di riassestamento. Perché va sottolineato che per legge Refrontolo non ha diritto né all'uno né all'altro. In base alla legge si rischia che anche un evento tipo Refrontolo, che ha avuto 4 morti, non aveva le caratteristiche di legge per essere dichiarato un evento catastrofale con lo stato di emergenza. Così, per trovare la soluzione almeno per le opere di difesa, Refrontolo rientrerà in un nuovo modello veneto sulla gestione delle calamità naturali. Necessità di mettere insieme con un unicum, scientificamente e tecnicamente sostenibile, più eventi che comunque sono riconducibili a una causa comune. Qui i fronti di frana sono riconducibili a una causa comune.